un riconteggio alla Camera di fatto esclude un seggio a Fratelli d'Italia. Quel seggio è il mio perché io sono il 19esimo eletto su 19 nel plurinominale e quindi vengo penalizzato. Quello che resta, il grande rammarico, è che una cosa come questa venga scoperta dopo 2 anni e mezzo. Neppure il tempo di ripiegare il tricolore al termine del raduno annuale di Riva Destra in piazza Montecitorio. Luca De Carlo da oggi non è più parlamentare della Repubblica Italiana. La doccia gelata è arrivata nella tarda mattinata quando è stato reso noto il riconteggio dei voti nel collegio Veneto 1. È inumano quello che mi è accaduto se si somma poi al fatto che io l'ho già vissuto una volta, quindi conoscevo anche la condizione in cui si vive. Oggi è stata come una ricaduta a cui non ero assolutamente preparato, ma che oggi mi vede un po' in difficoltà. Il deputato bellunese di Fratelli d'Italia deve lasciare quel seggio conquistato in maniera rocambolesca ufficialmente il 20 marzo 2018, 16 giorni dopo le elezioni, per le peripezie del Rosatellum che comportarono ricorsi, errori e riconteggi. Attoniti i colleghi di partito, De Carlo ha deciso di non presentare alcun ricorso. Nel pieno rispetto delle istituzioni entra chi ha diritto di entrare, dice. Nella fattispecie il seggio attribuito a Fratelli d'Italia va a Giuseppe Paolin della Lega, trevigiano di Possagno, che 2 anni e mezzo fa fu onorevole per 4 giorni, vittima pure lui della regola dei migliori resti che premiò Luca De Carlo. So che la politica è questo, è precarietà, uno non è attaccato al ruolo, alla poltrona. Cercherò di rendermi utile con lo stesso entusiasmo che ho avuto fino adesso. Non è facile perché sarei un bugiardo se vi dicessi che oggi le mie condizioni sono quelle di una persona che non è in sofferenza, però ne prendo atto e cerco di guardare al domani con un po' di fiducia.